dico bene, io non so se li pronuncio giusti, ma adesso tanto l'applauso arriverà perché invece qua il pubblico vi conosce. Signore e signori, abbiamo al salotto i Maserati. Ho detto bene, ho detto bene. Adesso vi apro anche tutti quanti i microfoni, dovrebbe arrivarci anche il basso, ci arriverà anche la batteria, ma soprattutto ci arriveranno quelle che sono le vostre canzoni, la dico bene. L'hai anche pronunciato bene, effettivamente noi siamo i Maserati e questo pezzo serve appunto per insegnarlo a tutti quanti. Maserati on the road. Maserati on the road. Freeway was clear, freeway was clear. That's how we got there right on time. Freeway was clear, freeway was clear. That's how we got there to Milan. All I heard, all I saw, a Maserati on the road. All I heard, all I saw, Maserati on the road. Get on stage. Start crying in the purple haze. But I'm not Hendrix. That's why I'm burning, yeah. All I heard, all I saw, a Maserati on the road. All I heard, all I saw, Maserati on the road. Maserati, infatti siete partiti così un po' scommando, direi siete partiti così a tutta birra e ci sta, qui sento quella voglia di power trio anche di cose un po' anni 60, anche se voi siete giovanissimi, diciamo che qua stiamo proprio, cioè, non potete votare per il Senato voi ancora. È vero, niente del genere, niente. Non c'è proprio, c'è ancora un orizzonte lontano, non avete questi problemi e questa è una cosa bellissima, eppure diciamo affondate le radici così anche un po' negli anni 60. Sì, noi siamo tutti e tre cresciuti a suon di rock and roll, anni 60 ci piacciono un sacco, dai Doors, Jimi Hendrix e poi andando avanti negli anni Prince, Lenny Kravitz, ma anche Arctic Monkeys. In questi giorni che abbiamo fatto uscire il nostro primo singolo Saving Love, che vi faremo sentire dopo,
molta gente ci ha anche paragonato agli Arctic Monkeys e perché no, effettivamente. Certo. Dici come no, magari ci starebbe anche a livello di buchi. Beh, e noi diciamo, quindi mi hanno paragonato agli Arctic Monkeys, ma questo non è ancora il brano che hai accennato come singolo, ancora qualcos'altro, è una situazione che avete già pubblicato, che state pubblicando? Sì, l'abbiamo pubblicata una settimana fa. Ah. Giusto venerdì 16 è uscito il singolo, è uscito il video su YouTube che ha già fatto un sacco di visualizzazioni e prima comunque sulla stampa era già uscito un articolo che parlava appunto di questo showcase che abbiamo fatto giovedì. Ah già, giusto. Dove abbiamo girato il video in questo studio dove c'era una bellissima pista da skateboard al coperto che vedrete poi nel video. Io l'ho visto, quindi avete fatto questo video anche lì vagamente riecheggia gli studi televisivi anni 60. Un pochino abbiamo voluto dare quell'idea, sì. E ve la siete suonata lì. Questo il primo video del brano che ci fate ascoltare adesso? No, l'ultimissimo, così poi vi rimane in testa. È chiaro, e ce lo cantiamo poi tutta la notte, invece adesso è la volta di ascoltare che cosa? È la volta di ascoltare un pezzo di Cano a un angelo. Have you seen such an angel? Such a beauty shine in the sky. Have you seen the way she's walking? Follow anyway. No, don't bring me back to earth, 'cause you know we've just started. Now I'm flying to Saturn. Something special. She makes me feel like a king. No, don't bring me back to her. I won't follow anyway. No, don't bring me back to her, 'cause you know we've just started. Mazzarati mi piace anche perché finalmente con voi non è che è vietato fare un assolo durante un brano, anzi un assolo di chitarra ci vuole in una canzone come si deve, non è che ultimamente non se ne sentono più, invece poi senza problemi, anzi magari a un certo punto anche un assolo di batteria, chi lo sa, adesso non lo so se nel prossimo brano però una volta ogni tanto c'è anche un assolo di basso. Chiaro, anche un assolo di basso, cioè ci vuole, queste sono quelle belle abitudini che si vanno perdendo e che invece voi come dire
dire, recuperate. Ma non è ancora il momento di sentire il singolo. No, non ancora. Non ancora, ragazzi. Dovete ancora. Montare un po' la. Facciamo montare questa, giustamente questa cream, questa panna, e quando dico cream potrei anche così citare sempre gli anni 60, Eric Clapton, cose del genere, ma qua siamo tutti intenditori. E il prossimo brano ha un'ispirazione di sloveno, diciamo, di Eric Clapton? No. No. Più funky. È più funky, ha più un'ispirazione Ray Charles, diciamo. Addirittura. Explain what I say. Let me see everything today. Explain what I say. My baby's running to get here on time. Fine, she loves me riding on a racing car. Let's hit the road, she says. Listen to Ray Charles. And do it right, do it right. X-ray, what I say. Let me see your everything today. X-ray, what I say. Let me see your everything. Now wave your hands and stomp your feet. Sing my words and stomp your feet. I'm in the mood so we can dance tonight. Come on, everybody, do it right. Do it right. X-ray, what I say. Let me see your everything today. X-ray, what I say. Come on. X-ray, what I say. Let me see your everything today. X-ray, what I say. I tell you, X-ray. I say, X-ray. X-ray, what I say. X-ray. Grazie. Questi sì che sono riff di chitarra, riff che ti fanno venire in mente tante cose che hai sentito, ma tante cose anche che vorresti ancora sentire. E noi vorremmo a questo punto sentire finalmente questo singolo. Ne hanno parlato in molti, ne avete parlato anche voi questa sera. È un singolo che addirittura vuole salvare l'amore, perché l'amore, diciamo, sta scomparendo, no? Sì, vogliamo salvare, tenerle da parte per tutti quanti, per poterlo distribuire in giro a chi ne ha più bisogno. No, perché sai, io quando traduco dall'inglese che vedo scritto saving, per me è salvare, tipo nel computer. L'hai messo invece, su Google tu Traduttore. che sei un po' più, diciamo, addentro di me della lingua, ricordamelo, saving non vuol dire solo salvare, vuol dire tenerle da parte, tenere non da è una parte. raccolta. È Sì. chiaro, Francesco, tenere da parte, saving love, teniamolo da parte, non lo sciupiamo, anzi, rimettiamolo in moto. Che cosa? L'amore, chi ce lo ricorda? Il Maserati. Il Maserati, è chiaro. Abbiamo preso questo messaggio effettivamente poi da Lenny Kravitz, l'ho citato prima. Let Love Rule. Esatto, esattamente. Quindi siete, diciamo, discepoli di quella grande, a me piaceva moltissimo, è chiaro. Benissimo, allora per chi avesse, diciamo, già amato Let Love Rule, e nel segno di questo amore adesso abbiamo appena uscito il segno invece dei Maserati, questa è Saving Love. Whoa, whoa, whoa.
Maserati qui al salotto, grazie veramente, un grosso in bocca al lupo, continuate su questa strada del rock e dell'amore. Noi chiaramente ringraziamo anche tantissimo Francesca Leonardelli che ci sei venuta a trovare qui questa sera e ti facciamo grazie a voi. Cioè, non ci rivediamo fra 2 anni, insomma, ci rivediamo spero molto molto prima. Ringraziamo chiaramente e ricordiamo che ci saranno Notti Magiche questo sabato. No, quando è? No, il 4 forse. 4. Adesso guarda, non mi ricordo. Cercate mi trovate Notti proprio in un momento su Facebook sì, Notti Magiche, Avanzi di Valero, Sotto il cielo di Fred e tutto. E tutto il resto. Ringraziamo chiaramente anche Black New Radio e Incanta Storie che sono intervenuti questa sera, la parte tecnica Sergio Olivato, Danilo Samà e Daniela Trebbi per Corto Corto. Vediamo appuntamento la prossima settimana, grazie per essere intervenuti. Adesso diciamo sigla. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto.